Una vasta operazione antidroga effettuata dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Pordenone ha portato all'arresto di 8 persone italiane e albanesi e al sequestro di 21 kg di stupefacenti tra marijuana, cocaina e hashish. Quando un paese accoglie 90.000 persone mi sembra di si possa dire tutto, ma non che non c'è umanità. Il presidente Federica respinge l'accusa di Macron all'Italia. Dalla Francia dice non accettiamo lezioni sui migranti. Boom del mercato immobiliare in provincia di Udine, più 7% di compravendite nel primo semestre. A trainare sono superbonus agevolazioni che spingono sempre più giovani friulani a iscriversi alla scuola edile. Un'auto parcheggia sulle strisce pedonali una cittadina con del rossetto alla imbratta per condannare il gesto. Il veicolo è del calciatore bianconero Jaca Bijol. La polizia locale ha lasciato sul parabrezza una multa. Conosciamo il valore del Napoli, ma abbiamo armi e qualità per chiudere bene l'anno. Mister Sottile chiede ai suoi la partita perfetta al Maradona e pensa Pereira e Mezzala, Neuting verso il recupero. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Come avete sentito quindi dai titoli, in apertura la cronaca con vasta operazione antidroga effettuata dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Pordenone che ha portato all'arresto di 8 persone, italiane e albanesi, e al sequestro di oltre 21 kg di stupefacenti. Daniele Micheluzzi. 8 arresti, 4 denunce a piede libero e il sequestro di 21 kg di marijuana, 165 grammi di cocaina, 60 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento di stupefacenti e denaro in contante. E questo è il risultato della maxi operazione antidroga, chiamata Big Bang, condotta dai militari del reparto operativo e del nucleo operativo della compagnia di Pordenone, al culmine di una lunga e articolata indagine di contrasto allo spaccio di droga nel territorio del Pordenonese, specie a danno di giovani. L'operazione ha visto il dispiego di oltre 60 carabinieri, con 2 unità cinofile antidroga ed una per la ricerca di armi ed esplosivo provenienti dai nuclei cinofili di Torreglia e di Laives. I militari hanno eseguito 16 perquisizioni nei confronti dei principali indagati e di acquirenti di marijuana e cocaina nella provincia di Pordenone e Trieste, con anche la supervisione dall'alto dell'elicottero del 14° e del nucleo carabinieri di Belluno. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Pordenone, Monica Carraturo, ha avuto inizio lo scorso marzo all'interno di un condominio di Pordenone, quando i carabinieri hanno individuato un borsone contenente poco meno di 18 kg di marijuana. Le indagini hanno portato a individuare tra i responsabili un 25enne albanese, una sua coetanea, una barista di Chionso, oltre a uno studente universitario di Roveredo ed altri 2 giovani e 2 operai ventenni collegati al giro dello spaccio di droga. Ai domiciliari è finita la madre di uno dei giovani, ex insegnante di scuola materna, che aveva occultato la droga del figlio in casa. Ancora cronaca, 2 ventenni del Friuli occidentali sono finiti agli arresti domiciliari. Avevano ordinato dall'Olanda attraverso un corriere un flacone di droga dello stupro da cui ricavare 900 dosi, ma sono stati bloccati dalla polizia. Servizio. Avevano ordinato dall'Olanda un flacone da mezzo litro di droga dello stupro, ovvero la gamma butirolattone, ma sono stati scoperti e arrestati dalla Polizia di Stato. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Pordenone, che stavano monitorando il traffico di sostanze stupefacenti attraverso i corrieri, pratica ormai sempre più comune soprattutto tra i ragazzi, hanno intercettato un pacco sospetto indirizzato a 2 giovani, un operaio e uno studente universitario residenti nel Friuli occidentale. I 2, poco più che ventenni, sono stati pedinati dai poliziotti che li hanno fermati proprio mentre ritiravano il pacco con all'interno la droga dello stupro, da cui potevano essere ricavate 900 dosi. Nelle abitazioni dei 2 una perquisizione ha fatto emergere altre sostanze stupefacenti come marijuana, funghi allucinogeni, chetamina e altre droghe sintetiche. I 2 responsabili sono stati posti agli arresti domiciliari. Blitz allo scalo ferroviario di Via Giulia, andiamo a Udine, dove la polizia ha individuato questa mattina alcuni individui abusivi. Intanto la questione è finita sul tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Le Ferrovie dello Stato si sono dette pronte a illuminare l'area, incaricare ditte della vigilanza privata per le ronde e innalzare muri per bloccare gli ingressi. Sentiamo. Il degrado degli ambienti e delle persone che lo frequentano è tutt'altro che secondario, ma in cima all'agenda delle forze dell'ordine, a riferimento all'area udinese compresa fra via Butrio, via Giulia e a 2 passi da Leipacco, dove una decina di giorni fa è stata sottoposta ad un sopralluogo di comune, vertici di ferrovie e forze dell'ordine, terra di conquista di sbandati, tossicodipendenti, spacciatori e delinquenti. Una situazione di allarme che è stata discussa nell'ultimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura Udine, dove è emersa la disponibilità di ferrovie
Ferrovie dello Stato di illuminare la zona, dotarla di ronde della vigilanza privata e soprattutto innalzare muri proprio per rendere la vita difficile a chi oggi, soprattutto nelle ore notturne, si introduce nello scalo Parco Udine dribblando i portoni dove luccicano le catene, ma qualche centimetro più avanti presentano muretti superabili anche da un bambino. Questa mattina, testimoni alcuni residenti in zona, c'è stato un blitz delle forze dell'ordine con l'individuazione di 4 persone che occupavano abusivamente alcuni locali per il riposo notturno. Un deterrente sarebbe sospendere l'energia elettrica proprio per disincentivare gli ingressi. Rimane il problema, anche qui ci sono testimonianze dirette, di attraversamenti di malviventi che addirittura vagano sui binari durante le manovre dei treni merci, rischiando di essere travolti dai convogli, i cui conducenti, seppur assistiti, molte volte in piena notte, non sono in grado di registrare queste presenze. 4 persone sono rimaste ferite nello scontro tra un'auto e un camioncino per la raccolta dell'immondizia avvenuto stamattina alle 6:30 a Rive d'Arcano nella frazione di Rivotta, lungo la strada che da Fagagna porta a Rodeano. 2 persone sono state trasportate all'ospedale di San Daniele, altre 2 a Udine. Le cause dell'incidente saranno accertate dai carabinieri, intervenuti per i rilevi e la gestione della viabilità. Sul posto anche i vigili del fuoco. Infortunio sul lavoro nella prima serata di ieri in una fabbrica della zona industriale di Fontana Fredda. Per cause in corso di accertamento, un uomo ha riportato una profonda lesione a un braccio mentre lavorava a un macchinario. È stato trasportato in condizioni serie all'ospedale di Pordenone. I carabinieri della compagnia di Latisanna hanno arrestato a Lignano 3 georgiani nelle loro auto monili e gioielli rubati poco prima in un appartamento di Sabbiadoro. Ci dice tutto Uber Londero. Il bottino da 20.000 euro era nascosto sotto i sedili dell'automobile. Arrestati 3 cittadini georgiani di circa 30 anni. È caduto ieri a Lignano verso mezzogiorno, quando 2 carabinieri della compagnia di Latisana di pattuglia hanno notato i 3 individui che salivano in auto con fare sospetto. Dopo averli seguiti, i militari hanno fermato la vettura che stava per lasciare la località balneare. Sotto i sedili dell'automobile è stata rinvenuta la refurtiva, composta principalmente da monili e gioielli, trafugati poco prima da un appartamento di via dei Platani a Sabbiadoro. I 3, senza fissa dimora e con precedenti specifici sia in Italia sia nel paese d'origine, sono stati portati nel carcere di Udine. 31 migranti sono stati rintracciati martedì mattina lungo la fascia confinaria italo-slovena, località Mattonaia, nel comune di San Dorligo della Valle. Al personale della polizia sono subito venuti sospetti sul ruolo di 2 coppie di pakistani nell'organizzazione del viaggio. Gli elementi raccolti tra dichiarazioni, analisi dei messaggi e dei video contenuti nei telefoni cellulari hanno fornito riscontri a queste ipotesi. Così 4 cittadini sospettati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sono stati portati al carcere di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria. E a proposito dell'emergenza immigrazione interviene il governatore Federica proprio sulle parole del presidente della Francia Macron, che dice: quando un paese accoglie 90.000 persone mi sembra si possa dire tutto, ma non che non c'è umanità. Dalla Francia non accettiamo lezioni sui migranti. Andrea Pierini. Quando uno accoglie 90.000 persone mi sembra che si possa dire tutto, ma non che non ci sia umanità. Ecco, io valuterei il fatto che questi giudizi arrivano da chi mette migliaia di agenti sulla frontiera per respingere in Italia gli immigrati che vogliono andare in Francia e venga accusato l'unico paese che invece ha sempre accolto. Dall'altro lato penso anche che l'umanità la si ha rispettando le regole. Altrimenti non è umanità ma è anarchia. Il Presidente, oltre al tema migranti, ha toccato anche quello dei pronto soccorso in crisi in tutto il paese, con alcune criticità importanti anche in Friuli Venezia Giulia. La partita, ha spiegato Federica, è nazionale, in quanto il personale sta lasciando le strutture, va creato quindi un riconoscimento economico essendo un ruolo diverso rispetto a quello di altri medici. L'auspicio è poi un aumento delle specializzazioni. E poi c'è sicuramente da affrontare il tema della medicina del territorio, con la quale anche questo a livello nazionale non è ancora stato raggiunto un accordo. Si era cercato di intervenire e si dovrà intervenire per integrare il sistema ospedaliero con quello territoriale, e ognuno ovviamente, perché come è stato ricordato più volte, il problema del pronto soccorso è anche gravato da un problema di carattere sociale più che di pronto soccorso stesso. Nessuna volontà invece di replicare alle opposizioni. La senatrice del PD Tatiana Roiz in ogni caso rimarca che il governo nazionale ha approvato una nota di documento di economia e finanza che riduce gli investimenti in sanità, evidenziando poi come in 5 anni non sia stato fatto nulla in Friuli Venezia Giulia per migliorare i servizi sul territorio.
Continuano le indagini della Digos per risalire agli autori della scritta antisemita apparsa ieri sulla facciata della sinagoga di Trieste. Gli investigatori hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza installati nei pressi del Tempio ebraico. A quanto si apprende, accertamenti si stanno concentrando su una persona, un uomo che è stata ripresa dalle telecamere tra le 2 e le 3 del mattino di ieri e che ora deve essere identificata. La scritta, gli ebrei sono i nuovi razzisti e fascisti, era stata disegnata sul muro perimetrale della sinagoga, lato via Donizetti. L'area, proprio per la presenza del luogo di culto, è vigilata. Sistemi informatici in tilt ad Autovie Venete, a segnalarlo la stessa società che ha chiarito come si sia rivolta all'autorità per un possibile attacco che avrebbe puntato ai dati personali in possesso ad Autovie. Nessun disservizio è stato segnalato sulla rete autostradale, l'attacco riguarderebbe unicamente i sistemi interni dell'azienda. Autovie Venete ha informato anche il garante della privacy, dato che alcuni dati potrebbero essere stati rubati. Precauzionalmente Autovie ha isolato la propria rete per permettere le indagini e la risoluzione delle problematiche. Parliamo ora di economia. Spinto dai bonus edilizi, il mercato immobiliare vola in provincia di Udine fino a raggiungere una media del 7%, più 7% di compravendite rispetto al semestre precedente. Oggi la FIAIP ha fatto il punto della situazione. Sentiamo. Vola il mercato immobiliare, una ripresa senza precedenti per il settore che viaggia sull'onda dei bonus edilizi. Già quel super bonus, tanto discusso e fonte di divisioni politiche, ha consentito con le ristrutturazioni, da un lato, di alzare le quotazioni delle case fino al 5% del valore iniziale, dall'altro di generare un circolo virtuoso di compravendite. Il primo semestre di quest'anno si conclude con una media del più 5% della provincia di Udine e del più 7% nel capoluogo friulano. I tagli che vanno ancora di più sono ancora la casa indipendente col giardino, Lignano benissimo, Lignano la fa da regina, e per quanto riguarda la montagna friulana Sappada. Obiettivo 18.000 compravendite entro fine anno in regione. Il punto della situazione oggi in Camera di Commercio a Udine. La FIAIP chiede rassicurazione sul fronte delle agevolazioni fiscali al governo per il futuro. La difficoltà più grande che abbiamo visto anche negli ultimi mesi, negli ultimi anni, era che le norme continuavano a cambiare costantemente, non c'era chiarezza. Quindi avere una norma, seppur magari ridotta, ma che dia una tranquillità futura per gli investitori e per gli investimenti che vengono fatti, è sicuramente un risultato importantissimo. Darà sicuramente altra linfa al mercato immobiliare che sta andando bene, in un mercato che sta comunque cambiando in maniera profonda. E il buon andamento del mattone fa riscoprire anche la professione del muratore, e non solo legato all'edilizia. Il Centro Edile di Formazione e Sicurezza ha accolto nel primo anno di corso ben 16 friulani su un totale di 18 iscritti. E per ogni ragazzo che esce dal ciclo di studi ci sono almeno 4 aziende pronte ad assumerlo. Sentiamo. Secondo un'indagine del Centro Edile di Formazione e Sicurezza mancano in regione 300 operai e 100 tecnici, mentre lo studio nazionale afferma che il 50% delle maestranze impiegate nel settore andrà in pensione nei prossimi anni. C'è insomma fame di personale nell'edilizia e i friulani questa volta non stanno ad attendere ma rispondono presente alla chiamata. Abbiamo 18 ragazzi in prima, di cui 16 sono italiani. Quindi abbiamo lavorato, hanno aiutato i bonus, gli incentivi, il marketing, la qualità della formazione che facciamo ha portato questo risultato e di cui ne vado fiero. È la riscoperta di una professione che ormai sembrava scomparsa in regione, una professione allettante, visto che per ogni studente che esce dai corsi CEFS ci sono almeno 4 aziende pronte ad assumerlo. Una cosa è certa, che chi entra in edilizia difficilmente cambia mestiere. Questo ha un significato. Oggi come oggi la tecnologia aiuta molto, quindi non possiamo più continuare a pensare come un retaggio del passato, lavoro faticoso, lavoro pesante. Se uno utilizza la testa e la strumentazione è molto alleviato e quindi grande opportunità per tutti. Oggi la Regione ha fatto il punto su quanto sta facendo sul fronte PNRR, una partita che per il Friuli Venezia Giulia vale 1,6 miliardi di euro. Una newsletter e una cabina di regia che supporta in particolare i comuni più piccoli. Servizio. Lo sapete, io più
Una piattaforma per informare cittadini ed enti coinvolti sul PNRR. La Regione Friuli Venezia Giulia ha voluto fare il punto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede arrivare sul territorio 1,6 miliardi di euro. Il presidente Massimiliano Fedriga ha sottolineato come il governo Conte 2 abbia comunque penalizzato i territori prendendo decisioni a Roma e senza coinvolgere le regioni, ma ora la volontà è di condividere i percorsi. L'assessore alle finanze Barbara Zilli ha evidenziato come l'istituzione della cabina di regia della Regione abbia consentito di supportare concretamente i comuni. L'80% dei progetti delle amministrazioni locali è avviato e sul nodo del caro energia e materie prime. La Regione in questo è entrata immediatamente per mettersi a disposizione degli enti locali, istituendo un fondo di rotazione per anticipare le spese per la progettazione e oltre che una misura cuscinetto per aiutare i comuni che hanno appunto subito degli aumenti sui quadri economici per dare la possibilità di avere le risorse utili per aggiudicare le progettualità. E quindi io sono fiduciosa che nel 2023 ci saranno risultati effettivamente tangibili anche dal punto di vista proprio reale sul nostro territorio. L'importanza della condivisione delle informazioni è stata invece sottolineata dall'assessore allo sviluppo economico Sergio Emidiobini, mentre alla presenza del presidente ANCE Dorino Favot è arrivato anche il sostegno della Regione sul personale ai piccoli comuni. Quello che abbiamo cercato di fare noi per dare una risposta da questo punto di vista è rafforzare ancora di più quelli che sono i modelli organizzativi nuovi di cui i comuni possono dotarsi con la legge di riforma sugli enti locali e con altri espedienti, chiamiamoli così, che ci permetterebbero di poter migliorare ed efficientare il sistema di reclutamento. Quindi la possibilità di assumere personale tramite un concorso regionale che è stato bandito proprio l'altro ieri. Al Consorzio di bonifica della pianura friulana arriva il finanziamento più alto previsto dal Ministero per le politiche agricole, l'importo di 35,2 milioni di euro che serviranno a finanziare tutti e 5 progetti presentati dal Consorzio stesso per interventi sul sistema irriguo. Isabella Gregolatto. Il Ministero Politica Agricola, Alimentare e Forestale ha riconosciuto l'impegno del Consorzio di bonifica pianura friulana, finanziando con 35,2 milioni di euro, il massimo delle risorse previste da un apposito bando a livello nazionale, tutti i 5 progetti che ha presentato per la resilienza del sistema irriguo e per una migliore gestione della risorsa idrica. Va detto anche che però eravamo gli unici in regione che hanno presentato finanziamenti o la possibilità di avere finanziamenti coi progetti e quindi questo dà ancora più soddisfazione, dicendo anche che va a sommarsi questi 35 milioni di euro ai 21 già acquisiti tramite PNR con altri 4 progetti e che di fatto vanno a ricoprire tutta la progettazione che avevamo fatto sul territorio friulano. Con i progetti già finanziati con i fondi del PNRR, il Consorzio ha ottenuto nell'arco di poche settimane oltre 56 milioni di euro per la realizzazione di opere che serviranno a migliorare il sistema irriguo in moltissimi comuni del comprensorio. Quindi risparmiare acqua, facendo una manutenzione sui canali, in questo caso l'ultimo finanziamento riguarda canali importanti che poi portano l'acqua dappertutto e quindi è un lavoro sia per il risparmio di acqua che per l'ambiente che comunque ne beneficia. A causa dell'aumento del costo del gas, molti friulani hanno deciso quest'anno di riscaldare le case utilizzando legna e pellet, una scelta che li ha portati a riaccendere stufe, camini, spolerte spesso inutilizzati da anni, ma anche a scoprire che in regione gli spazzacamini sono come le mosche bianche, rarissimi e tutti prenotati con mesi d'anticipo. Sentiamo. Sono ricercati e ambiti, quasi introvabili. Per prendere appuntamento con loro serve attendere dai 4 ai 6 mesi di tempo. Stiamo parlando degli spazzacamini. L'emergenza è esplosa a seguito del caro bollette. A causa del costo del metano, infatti, molti corregionali sono tornati a riaccendere impianti a legna e pellet spesso inutilizzati. Da qui la richiesta di controllo ai professionisti per le manutenzioni ordinarie previste per legge ogni 2 anni. Purtroppo in regione gli operatori sono pochi e quindi non riescono a sopperire alla richiesta. La gran parte degli impianti sono fuori norma perché abbiamo delle canne fumarie che sono fatte prevalentemente in blocchi in cemento, quindi non sono con materiali idonei. C'è tanto da fare per mettere a norma tutti gli impianti, perché chiaramente tanti le utilizzano senza avere la conoscenza
di quello che sono le normative vigenti. Sono una settantina gli spazzacamini presenti in provincia di Udine, un numero esiguo calcolando il patrimonio immobiliare in Friuli. Ma i problemi alla base sono diversi, dall'assenza di un albo e di un codice Ateco di settore al mancato cambio generazionale. Se per diventare fumisti esistono diplomi e scuole, per i manutentori non sono presenti percorsi di studio ad hoc. Si tratta di un mestiere poco appetibile, racconta a Telefriuli Leonardo Valle, referente di Confartigianato Udine, un vero controsenso se si pensa che ogni edificio generalmente viene costruito con almeno 3 comignoli. Una situazione allarmante, destinata ad aumentare visto che da quest'anno, come per le caldaie, è partito il censimento dell'UCIT per stufe, caminetti e in generale per tutti i generatori di calore superiore ai 10,1 kW. Il Friuli Venezia Giulia è una regione in cui le imprese sono particolarmente sensibili ai temi ambientali, ma nonostante tutto è una delle zone più esposte all'aumento della temperatura globale. È uno degli elementi emersi nel corso dell'incontro promosso da Confindustria Udine nell'ambito dell'impegno profuso per aiutare le imprese nella transizione ecologica. Il momento d'agire per prevenire l'emergenza climatica è adesso. Confindustria di Udine parte da questo presupposto, impegnandosi ad aiutare le imprese in questa sfida, esplorando opportunità al centro della transizione ecologica e diffondendo cultura per ridurre l'impatto ambientale. Da qui l'incontro a Palazzo Toriani dal titolo Il cambiamento climatico in Friuli Venezia Giulia e l'impatto sulle imprese, adattamento, mitigazioni e nuove tecnologie. Il Friuli Venezia Giulia, pur essendo una regione in cui le imprese sono particolarmente sensibili ai temi ambientali, risulta essere una delle zone più esposte all'aumento della temperatura globale. Friuli Venezia Giulia non siamo messi molto bene perché abbiamo questi 2 hotspot che sono uno è il Mediterraneo e l'altro sono le Alpi. Quindi se l'aumento di temperatura media previsto al mondiale fosse di 2 gradi, qui potremmo pensare di averne 4. Questo vuol dire veloce scioglimento dei ghiacciai, vuol dire siccità. Quando parliamo di cambiamenti climatici parliamo di un qualcosa che la nostra memoria ci dice non era così, oggi è diverso. La pioggia di ieri a grado, 180 mm, è un qualcosa di veramente così importante, che ha dei tempi di ritorno molto lunghi se pensiamo che il clima non cambia, ma molto probabilmente il clima anche da noi sta cambiando in maniera importante. Le emissioni di CO2 sono un nemico da abbattere, ma c'è chi riesce a sfruttarle trasformandole in etanolo. L'etanolo può essere utilizzato per la creazione di profumi, cosmetici, bevande alcoliche o anche carburanti in un futuro. E ora veniamo al curioso episodio avvenuto nel centro di Udine, dove un'auto è stata parcheggiata sulle strisce pedonali. Una cittadina con il rossetto ha lasciato uno sfogo scritto sulla fiancata della Porsche per condannare il parcheggio piuttosto sportivo. Il veicolo del calciatore bianconero Jaca Bijol. La polizia locale ha lasciato sul parabrezza una multa. Vediamo. Può succedere che un'auto supersportiva venga parcheggiata sulle strisce nel cuore del centro storico udinese e che in pieno giorno venga imbrattata da qualcuno che non ha ben sopportato quel parcheggio così sportivo? Sì, è successo oggi all'angolo fra la fine di via Poscolo e l'inizio di via Cavour. La vicenda ha destato grande curiosità nel capoluogo friulano poco prima delle 15 di oggi. Infatti qualcuno arriva ad una certa ora, probabilmente subito dopo pranzo, forse perché di premura, molla una Porsche nel bel mezzo delle strisce pedonali. È l'auto di Jaca Bijol, difensore centrale sloveno dell'Udinese. Sta di fatto che di lì a poco compare sulla fiancata dell'auto una scritta effettuata con del rossetto "No Park Here", tanto per ribadire che quell'auto lì non ci doveva stare. Pochi istanti dopo sono giunti gli agenti della polizia locale che hanno sanzionato l'automobilista con una multa di poco meno di 100 euro. E in merito a proprio questo episodio che coinvolge il giocatore Jaca Bijol, la cui auto è stata imbrattata, appunto come avete visto nel servizio di Daniele Paroni questo pomeriggio, l'Udinese Calcio comunica che verrà sporta querela nei confronti di chi si è reso responsabile di questa azione. Al momento, cambiamo argomento, la restituzione dell'onore ai soldati che durante il primo conflitto mondiale sono stati condannati alla fucilazione e alla decimazione per l'esempio è solo morale. La consulta regionale sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio sta lavorando anche perché sia istituita una legge ad hoc. Oggi a Udine un convegno per ricostruire momenti oscuri di questa storia. Sentiamo. Restituire onore ai soldati condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra durante la Prima Guerra Mondiale.
A questo punto alla consulta storica sulle fucilazioni e decimazioni per l'esempio nominata dalla Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. A Palazzo di Topo Wasserman la consulta ha organizzato un convegno partendo da quanto accadde a Cercivento, un'occasione per ripercorrere la storia e ribadire al governo la richiesta di una legge ad hoc. Il percorso è molto difficile e lungo ed è cominciato almeno con il riconoscimento morale. Sono diverse centinaia i casi di fucilazioni o decimazioni, per l'esempio durante la Prima Guerra Mondiale nella nostra regione, e non sono rari i casi di persone che furono fucilate per delle inezie, con un vero e proprio intento di repressione e di imporre una disciplina in una guerra che si stava trasformando in una sorta di mattatoio. È stata scoperta solo da pochi decine di anni la quantità di soldati che per esempio si automutilavano, erano disertori e scappavano dai campi di battaglia. La cosa fondamentale è trasmetterlo alle generazioni e sapere che il passato va studiato, va compreso e trarne per quanto possibile un insegnamento. Spesso la storia insegna, il problema è che non ha scolari. Taglio del nastro questa mattina in Piazza Indipendenza alla Tisana per la tradizionale fiera di San Martino organizzata dal Comune, dalla Pro La Tisana, che proseguirà da oggi a lunedì 14 novembre. Ritorna alla Tisana la tradizionale fiera di San Martino. Il centro sarà animato dal Luna Park, dagli stand di zucche e vin novello nel chiosco a tema gastronomico coordinato dalla Pro La Tisana, e nel weekend le strade e piazze del centro saranno chiuse al traffico per la tradizionale fiera mercato e il mercatino dell'hobbistica. Ci presentiamo anche quest'anno tutti uniti, come vedete, anche a livello interistituzionale, regione, comune. Cerchiamo di fare un gioco di squadra per presentarci anche quest'anno alla nostra comunità, ma anche a tutti coloro che vorranno venire a trovarci qui. Abbiamo peraltro quest'anno rinsaldato un rapporto con le associazioni di categoria, con tutti coloro che lavorano, producono qui alla Tisana, e abbiamo creato un gruppo, un gioco di squadra per creare la Kermesse di San Martino 2022 all'insegna dell'ospitalità e della voglia ritrovata finalmente di stare tutti assieme. L'organizzazione di un San Martino che vuole essere un'edizione particolarmente vissuta e compartecipata, il tempo ci sta dando una mano, le cose da vedere sono veramente moltissime, finalmente abbiamo l'occasione di tornare a stare assieme. La FVG Orchestra entra a far parte delle ICO, le istituzioni concertistiche orchestrali, riconosciuto dal Ministero della Cultura. Una soddisfazione per la Regione rappresentata dall'assessore Tiziana Gibelli ai microfoni di Alexis Sabot nel corso del concerto tenuto questo pomeriggio. Sentiamo. Tiziana Gibelli è l'assessore regionale alla cultura, e questa possiamo dire che è una serata di festa per la cultura della Regione, per l'FVG Orchestra. Assolutamente sì. È un riconoscimento meritato e straordinario perché non mi risulta. Io sono stata per 11 anni, a partire dal 1992, consigliere di amministrazione dell'Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, che è una delle più prestigiose. So quali sono i meccanismi per i riconoscimenti ministeriali e non credevo che fosse possibile. E invece sono stati bravi e ce l'hanno fatta, e il secondo punteggio a livello nazionale lo dimostra. Per me è stato un grosso regalo, anche perché non è stato facile trasformare un'orchestra che era avvilita e svilita in un'orchestra che suona come si può sentire e come è stato riconosciuto. A seguire il notiziario sportivo con le parole di mister Sottile oggi in conferenza stampa in vista della partita domani contro il Napoli. Mister Sottile chiede ai suoi la partita perfetta proprio allo stadio Maradona, pensa a Pereira in mezzala, a Neuting c'è una buona notizia verso il recupero. Conosciamo il valore del Napoli, ma abbiamo armi e qualità per chiudere bene l'anno, dice il tecnico dei bianconeri. Questa è anche l'ultima notizia, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, vi auguro buona serata a tutti. Arrivederci.